Un incendio in un impianto chimico, un grave incidente stradale che coinvolga un mezzo che trasporta materiale radioattivo, pazienti esposti a radiazioni oppure a sostanze chimiche e biologiche nocive. Un percorso di 7 metri che permette di liberarsi dalla contaminazione grazie a questa nuova unità mobile messa a disposizione del SUEM 118 di Vicenza, in grado di decontaminare fino a 20 persone l'ora ed essere installata in 30 minuti da 6 operatori sia di fronte all'ospedale sia nei punti di primo intervento in caso di grave incidente. Nella fase iniziale il paziente viene spogliato in modo da allontanare immediatamente le sostanze che possono essere o aver imbrattato i suoi vestiti. Una volta che viene spogliato viene passato alla zona di decontaminazione, che sono delle vere e proprie docce dove c'è una sostanza che viene erogata sul paziente, viene poi letteralmente come una vera e propria doccia, viene poi risciacquato da questa sostanza e viene avviato alla zona di vestizione. Lì poi viene preso in carico dai sanitari che si occupano delle sue patologie. Nessun allarmismo, nonostante il pensiero corra agli scenari internazionali. Si tratta di una simulazione nell'ambito della formazione per operatori di soccorso. Considerate che la provincia di Vicenza ha una quantità di aziende a rischio di incidente rilevante, che fa sì che comunque contaminazioni di questo genere, per cui può essere utile l'impiego di uno strumento come quello che stiamo vedendo alle mie spalle, rientra anche nella ordinaria routine. Si rafforza con questa nuova unità la capacità di rispondere alle emergenze, agendo in sinergia con tutte le forze del territorio. È importante parlare di queste cose, è importante la formazione integrata con tutte le forze, con tutte le istituzioni presenti sul territorio.